Uniti contro la violenza sulle donne. Anche quest'anno è lo slogan scelto dal territorio pordenonese in occasione del 25 novembre, la giornata nazionale dedicata al contrasto della violenza di genere. Un appuntamento sentito dalla comunità e dalle amministrazioni locali che hanno deciso di muoversi ancora una volta nella stessa direzione. I 50 comuni del Friuli Occidentale hanno infatti aderito a un programma condiviso che mette in rete iniziative e momenti di confronto distribuiti su tutto il territorio. Un percorso ampio partito a metà ottobre destinato a proseguire fino a dicembre, con un calendario fitto di incontri pensati per sensibilizzare e per continuare a parlare di un fenomeno purtroppo ancora molto presente. Un fenomeno strutturale, un fenomeno sistemico che purtroppo entra nella nostra società anche in maniera più insinuosa proprio con le nuove tecnologie. L'impegno dell'amministrazione comunale da tanti anni è costante, continuativo e si concreta appunto in tantissime iniziative che vedono l'amministrazione comunale e quindi le istituzioni in primo piano, gli ambiti sociali con un'azione di ascolto, accompagnamento e uscita anche dai percorsi di violenza e un reinserimento nel mondo del lavoro, oltre che un impegno e un'attenzione anche da un punto di vista formativo degli uomini che agiscono violenza nei confronti delle donne. Questa iniziativa conferma le tantissime declinazioni della violenza che vengono trattate, che vengono portate all'attenzione della cittadinanza e quindi all'attenzione pubblica in tantissime definizioni che danno un senso dell'impegno e del lavoro appunto di tutte le istituzioni, ma soprattutto anche di tutti gli stakeholder impegnati in questa rete solida che è stata costruita negli anni e che si è rafforzata proprio da questa unione di tutti, perché solo insieme possiamo cercare di arginare questo fenomeno.